Ci tocca tornare sul solito argomento che poniamo da 3 anni. Ci dispiace che l'assessore Donazzan se ne sia andata. Del resto, come non si presenta alle richieste d'incontro delle organizzazioni studentesche, è fisiologico che non si presenti neanche a questa discussione in aula. Guardate che esiste un problema enorme in questa regione che riguarda la garanzia del diritto allo studio per le studentesse e gli studenti universitari. Potete raccontarci che è colpa del governo precedente, è colpa dell'Europa, è colpa dell'aumento delle iscrizioni agli atenei. Tutto vero, colpa di chi manca? Biden, tutto quello che volete, colpa terroristi, colpa di tutto quello che volete. C'è un problema in questa regione. Di Hamas, giusto, certo, colpa di Hamas. Hamas c'entra sempre. C'entra sempre, tutto vero, tutto vero. Io vorrei sapere perché le stesse regole che valgono per tutte le università italiane in Veneto si traducono in 3.500 studenti idonei non beneficiari, i quali non hanno visto erogata loro la borsa di studio fino a quando il governo ha messo a disposizione 13-14 milioni. Questo malgrado l'impegno della Regione a, come dire, raschiare il fondo del barile ogni volta che era necessario per aggiungere delle risorse. Il risultato qual è? Che nel 2024 siamo punto e a capo. Dubito che il governo decida di continuare ad a stanziare risorse aggiuntive per la regione del Veneto. Ricordo che poche settimane fa, pochi mesi fa, quando si è tirata la riga su a che punto eravamo con l'erogazione delle borse di studio agli studenti idonei, ce n'erano circa meno di 6.000 in tutta Italia. Cioè gli stessi problemi da Hamas all'Unione Europea che ha avuto la regione del Veneto li hanno avuto anche tutte le altre regioni. Tant'è che alla fine erano ben quasi 6.000 gli studenti a livello nazionale idonei non beneficiari. Di questi 6.000 però 3.500 erano tutti in Veneto. Ci siamo salvati perché il governo e la ministra Bernini hanno recuperato le risorse. Ma voi capite che diventa, come dire, il classico cane che si morde la coda se noi riusciamo a fine 2023, barcamenandoci, a trovare le risorse per stanziare le borse di studio e il giorno dopo cominciamo la discussione di bilancio e sappiamo già, perché la Hamas, Biden, l'Europa ci sono ancora, che iniziamo il 2024 che ci mancano, se tutto va bene, altri 10-13 milioni per riuscire ad erogare le borse di studio agli studenti idonei, tant'è che già diverse settimane fa le organizzazioni studentesche hanno detto solo all'Università di Padova sono già 2.000 le studentesse e gli studenti che in base al primo bando di gara non hanno accesso alla borsa di studio. Ora, io credo che abbiamo un problema strutturale su questa questione che deriva principalmente da un sottofinanziamento di questo capitolo di spesa storico che siamo riusciti a tamponare soltanto grazie ad un intervento straordinario degli atenei che negli ultimi 3 anni hanno impegnato una cifra record. Ora io credo che noi con sincerità dobbiamo decidere cosa vogliamo fare, perché noi, lo dico all'assessore Calzavara, ovviamente da qua fino alla fine della legislatura ogni inizio di anno accademico porremo il tema delle borse di studio. Voi, è fisiologico, da qua fino alla fine della legislatura non avrete mai le risorse per pagarle. Quindi mettiamoci d'accordo. O decidiamo che le borse di studio sono un investimento strategico della Regione del Veneto, oppure è inutile che ogni volta ripetiamo questa discussione, perché gli studenti che solo alla fine dell'anno accademico si sono finalmente visti riconosciuta l'erogazione della borsa stanno tirando un sospiro di sollievo. Faccio notare per esperienza diretta che lo studente che anziché a settembre riceve la borsa di studio ad agosto dell'anno dopo, significa che per un anno non ha le risorse per frequentare il corso, perché sono persone che per motivi di censo non sono nelle condizioni economiche di poter andare serenamente all'università. Allora, siccome abbiamo discusso molto durante questa sessione di DEFR come il diritto allo studio e il diritto ad un'istruzione pubblica di qualità è un diritto costituzionalmente riconosciuto, dobbiamo decidere se a nostro giudizio questa è una priorità o meno. Guardate, non è una questione partitica,
io credo sia una questione di democrazia. L'impegno che noi chiediamo, che io chiedo anche in questo emendamento, che sono anche disponibile, come dire, a riformulare qualora, diciamo, la formulazione si impegna a stanziare i contributi regionali necessari al fine di erogare, è forse un'espressione troppo definitiva che non tiene conto delle difficoltà di bilancio, però io credo che noi un impegno in questo senso dovremmo provare a prendercelo, almeno un impegno politico. Poi gli equilibri di bilancio e i limiti delle risorse regionali le conosciamo tutti, però la necessità che almeno nel documento politico, che è quello che andiamo a discutere, stiamo discutendo oggi, sia chiaro che per la Regione del Veneto l'erogazione delle borse di studio agli studenti idonei è una priorità, in quanto diritto di accesso alla cittadinanza, alla responsabilità e dunque alla democrazia, in una fase storica in cui noi stiamo richiamando tutto il sistema scolastico, dell'istruzione e le università ad un'assunzione di responsabilità in termini di impegno collettivo. Applaudiamo tutti alla rettrice dell'Università di Padova che assegna a Giulia Cecchettin la laurea post mortem, ma poi non ci preoccupiamo con la stessa intensità di tante altre ragazze e ragazzi che non sono in grado di ottenere la borsa di studio. Ecco, io credo che se noi vogliamo essere coerenti quando chiediamo collaborazione agli atenei su alcuni temi, dovremmo almeno negli impegni politici che sono contenuti nel DEF trovare una formulazione, se non è questa è un'altra, per cui segnaliamo che su questo tema l'attenzione della Regione c'è e la volontà, per quanto nelle nostre possibilità, di accogliere questa necessità c'è, che delle volte significa banalmente, lo dico in assenza dell'assessore, raccogliere la richiesta di incontro che le organizzazioni studentesche e il Senato accademico ha rivolto decine di volte all'assessore Donazzan e che non si è mai degnata di presentarsi a proposito di dialogo, di confronto e di disponibilità rispetto ai soggetti interessati.